Buonasera a tutte e a tutti, io vi confesso che sono un po' emozionata per questa specialissima occasione e sono intanto molto felice del fatto che ci ritroviamo fisicamente, questo credo sia una grande gioia per tutti e io cercherò di prendere veramente soltanto 2 minuti per questa presentazione, innanzitutto per ringraziare il nostro ospite, il professor William Barsham, per averci appunto onorato della sua presenza e per averci offerto questa perché appunto ci offrirà questa conferenza da cui sono certa usciremo tutti più felici e anche un po' cresciuti. Prima di presentarvi però più nel dettaglio il nostro ospite vorrei dire qualche parola molto rapida sul programma delle attività del Centro Studi Rive per l'anno accademico 2021-2022 che proprio oggi inauguriamo con questo appuntamento. La conferenza di William Barsham infatti inaugura tutta una nuova serie di appuntamenti con questa rubrica che abbiamo deciso di chiamare gli ospiti di Rive, in cui accoglieremo studiosi di fama internazionale che hanno molto, anzi moltissimo da raccontare. E a partire dal 4 novembre comincerà anche il seminario annuale di Rive, che quest'anno sarà dedicato all'opera corale, un tema che vuole essere l'occasione per riflettere sulla particolare tendenza alla coralità che il cantiere artistico nel Rinascimento veneziano manifesta e sviluppa su piani ben definiti, distinti ma al contempo intrecciati. Ci interesseremo alla coralità degli artefici, quindi i cantieri artistici, con la partecipazione collettiva di vari artisti, artigiani, capimastri, botteghe. Ci interesseremo anche alla committenza corale, intesa proprio come committenza di gruppo, scuole di arti e mestieri, confraternite religiose, famiglie e così via, ma ci interesseremo anche alla coralità dei mezzi espressivi, orchestrazione di media diversi, dalla musica all'arte, agli apparati effimeri e alla ritualità appunto cerimoniale. Il calendario sarà presto pubblicato sul sito del Centro Studi Rive, quindi vi consiglio di guardare ogni tanto. Naturalmente faremo anche pubblicità attraverso i nostri soliti canali. Gli appuntamenti si svolgeranno rigorosamente in presenza, di giovedì con una cadenza più o meno mensile, e la sala sarà quella dedicata a Giovanni Morelli a Palazzo Marcanton Marcorà. Stiamo valutando anche la possibilità di una diretta streaming perché purtroppo a causa del contingentamento il numero dei posti è sempre abbastanza limitato. Infine vorrei farvi così partecipi di un'altra iniziativa che si è tenuta un po' in sordina in un periodo peraltro faticosissimo alla fine di luglio, con un clima a dir poco torrido, ma di cui andiamo in un certo senso fieri. Il Centro Studi Rive sta lavorando a un progetto di ricerca dedicato alla committenza artistica delle corporazioni veneziane e dal 28 al 30 di luglio abbiamo organizzato un seminario itinerante di cui appunto vi mostro qui il programma, a cui hanno partecipato molti giovani studiosi di Rive. È stata davvero una bellissima iniziativa e se ve ne parlo è perché abbiamo intenzione di cominciare da questo seminario itinerante per studiare questo tema che è decisamente ricchissimo e su cui c'è ancora moltissimo da fare. Ora basta con le attività e passiamo all'appuntamento di oggi. William Barsham presenta una conferenza intitolata Gian Antonio Guardi e Giovan Battista Tiepolo, due cognati in dialogo con la tradizione a metà del Settecento. L'intervento prende le mosse da una tradizione largamente documentata, cioè la prassi tipica della tradizione barocca ma già ampiamente diffusa in epoca precedente, quella di realizzare copie tratte da capolavori e non solo dei grandi maestri veneziani del Rinascimento. La conferenza si concentra tuttavia su un caso in un certo senso paradossale, come William ci spiegherà, e cioè quello di due cognati, Guardi e Tiepolo, che operano a metà Settecento. Il copista Antonio, che disegna liberamente da prototipi di Tintoretto e Francesco Bassano, mentre nel contempo Giambattista riproduce tre tele di Paolo Veronese con una notevole fedeltà. Questi dipinti trascurati dagli studi verranno analizzati da William Barsham, certo per conto proprio, ma anche come testimonianza importante di questo dialogo che evidentemente si intesse con il passato.
William Barsham non ha certo bisogno di presentazioni, è professore emerito di storia dell'arte al Fashion Institute of Technology della State University di New York, ha dedicato le sue ricerche prevalentemente all'arte veneziana del 6 e del 700, ha scritto 3 libri importantissimi su Tiepolo, moltissimi saggi, ma anche si è interessato a vari aspetti della tradizione storico-artistica veneziana, ha notoriamente lavorato su una biografia di Federico Cornaro, cardinale mecenate di Gian Lorenzo Bernini a Roma, un libro uscito nel 2001 presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e di recente annovera una interessantissima collaborazione con Catherine Pugliesi, con cui ha organizzato una mostra e scritto diversi saggi e poi pubblicato una preziosa monografia nel 2019 dedicata al Cristo Passo, Art and Faith in Venetian World. E poi abbiamo avuto anche la fortuna di averlo avuto come professore a Ca' Foscari, ed è stata una presenza importantissima per moltissimi studenti veneziani, quindi ancora lo ringraziamo. Non posso a questo punto che ringraziarlo ancora davvero per questo regalo e lasciargli subito la parola. Allora, buongiorno, buonasera, grazie Valentina, la ringrazio moltissimo, adesso bisogna uscire da questo e arrivare a questo, per l'invito di stasera, è un grande onore, speriamo che si apra, eccolo, è un grande onore parlare con voi stasera, soprattutto in quest'aula. Sono molto onorato della possibilità, soprattutto per questa aula, come vedete qui, ospitava 10 grandi quadri di Giambattista Tiepolo, la più grande o una delle più grandi dietro di me, che vedete sulla destra, che adesso sta in cima alle scale del Metropolitan Museum, dove sono nato e cresciuto, per cui cioè, è una doppia casa, cioè questo di Tiepolo qui e poi il museo che conosco da quando sono piccolo. Voglio ringraziare anche Jacopo Cosu, che ha facilitato 1000 cose in questa iniziativa, e i vari amici e colleghi che sono qui oggi, che ogni volta che vengo a Venezia sono a casa per merito loro. Allora, secondo l'anonimo narratore della quasi surreale ma divertente novella di Borges, il famoso scrittore argentino, che si intitola Pierre Menard, autore del Chisciotte, 2 signori francesi nobili hanno scoperto quasi 20 scritti di un simbolista di Nîmes di nome appunto Pierre Menard. Esisteva però, le signore francesi non lo sapevano, anche un'altra opera di Menard, forse la più significativa del nostro tempo, e qui cito il narratore della novella, cioè i capitoli 9 e 38 della prima parte di Don Chisciotte, riscritti da Menard parola per parola e riga per riga, tale quale è l'opera di Cervantes. Ma, e qui insiste il narratore della novella, l'insieme di Menard è più sottile di quello di Cervantes, quasi infinitamente più ricco dell'originale. E Borges così ci porta al nocciolo della mia presentazione oggi. Cos'è una coppia? Abbiamo di fronte a noi 6 coppie, 3 disegni di Gian Antonio Guardi e 3 tele di Giambattista Tiepolo, 2 cognati che a metà Settecento avevano deciso di rianimare la tradizione pittorica attraverso delle repliche. Ed è la stessa decisione presa da Menard nei confronti del Chisciotte di Cervantes. 1 anno e mezzo fa, nel pieno abisso di Covid, mentre si cercava, tutti quanti chiusi in casa, di non ammalarsi, ma nello stesso tempo anche di studiare, mi sono ricordato di questi 3 disegni nella raccolta della Morgan Library. Fogli che riprendono, ho scoperto,
i lavori di altri. Antonio era un copista di professione. I suoi disegni allora ripetono linea per linea e figura per figura i lavori degli altri, come Menà ripete Don Chisciotte. Qualche mese fa ho pubblicato un saggio sui 3 disegni che sfrutto stasera come antiporta al mio progetto attuale, un lavoro in corso, sulle 3 coppie di Tiepolo che riprendono lo stesso numero di tele di Paolo Veronese. Ma per allargare subito la problematica di coppie, ripetizione, variazione, trascrizione e riproduzione, vi invito a sentire, e vediamo se questo funziona, cioè ha funzionato prima, brevemente 2 brani di musica. Lo sonato in Do maggiore K545, composto da Mozart nel 1788, e la risposta a Mozart, a destra, del compositore norvegese Edvard Grieg, 90 anni dopo, nel 1877. Seguendo la partitura di Grieg, adesso vediamo, seguendo la partitura di Grieg, vediamo che il primo pianista, perché sono 2 pianisti, ripete Mozart nota per nota, rigo musicale per rigo musicale. Il secondo pianista però, a un altro pianoforte, invece conversa con Mozart, lo enfatizza qualche volta e ci gioca anche. Adesso con un po' di pazienza vediamo. Cioè, prima Daniel Barenboim a Mozart, adesso andiamo a Marta Argerich con un giovane pianista polacco che suona, lui suona questa parte qua, mentre lei suona la parte del primo pianista. Adesso vediamo se si può andare avanti. Ok. Grieg trasforma una coppia in una conversazione del presente col passato, o impiegando delle parole di T.S. Eliot in un suo saggio quasi contemporaneo alla novella di Borges, il presente segue il passato in quanto il passato è alterato dal presente. Prima un riassunto del mio saggio appena pubblicato sui 3 disegni. Sappiamo dall'inventario del 1749 dal maresciallo Matthias von der Schulenberg, residente qui a Venezia, che Antonio Guardi gli aveva fatto 2 sopraporte, la Temperanza e la Fortezza, che riproducono fedelmente le stesse virtù di Tintoretto dell'abside della Madonna dell'Orto. Il foglio alla Morgan di Sant'Agnese pure riprende una virtù di Tintoretto, ma non esattamente. E fra parentesi faccio notare che il sito della Morgan ancora chiama la santa Margherita con il cane, ma è invece Agnese con la pecora. E nella mano, sulla vostra sinistra, tieni una cintura di castità che indica la verginità che mantenne quando era richiusa in un bordello. E devo dire che dopo decenni di ricerca è la prima volta che faccio una ricerca sulle cinture di castità. La fonte di Antonio nella Madonna dell'Orto è in parte la fede.
che però non è del Tintoretto, ma adesso attribuita a Pietro Ricci. Cioè la fede di Ricci è una riproposta sulle virtù di Tintoretto e Agnesi di Guardi ripropone la fede. Alla mia conoscenza Antonio non ha mai inserito la santa in un dipinto religioso, ma lei emerge come Erminia in un grande quadro, oggi a Washington, che illustra un episodio del settimo canto della Gerusalemme liberato di Tasso, Erminia col pastore. La tela americana degli anni 50, una delle 8 tele di un grande ciclo, adesso uno all'Accademia, ripete la composizione di una stampa di Giambattista Piazzetta, nel libro illustrato della Gerusalemme, ecco la tela completa, pubblicato da Giambattista Albrizzi nel 1745. E allora, guardando queste due immagini insieme, abbiamo una figura di Antonio che traduce in parte la fede di Ricci, che poi è ripensata e inserita in un dipinto enorme a colore, a formato orizzontale, che trascrive sulla sinistra una composizione verticale di una piccola stampa in bianco e nero di Piazzetta. Per cui quando si dice che è una coppia, cioè non è una coppia. Là dove Erminia riempie solo metà della verticalità della stampa, nella coppia di Antonio in contrasto, la guerriera domina 3/4 della verticalità a destra. Le montagne di Antonio a destra, in lontananza, la enfatizzano come non fanno nella stampa e il ramo dell'albero le fa, diciamo, da aureola. Allora, seguendo la catena delle diverse trasformazioni, ci si chiede, stiamo parlando di coppie o di un'immagine rivisitata o ricondizionata o è una conversione? Il secondo disegno. Nel 1750 Clemens August von Wittelsberg, principe elettore di Baviera e arcivescovo di Cologna, commissionò a Giambattista Pittoni di dipingere il martirio di San Clemente per una pala d'altare nella chiesa di San Clemente a Münster. La chiesa e la pala furono distrutte nei bombardamenti del 1944. E qui abbiamo una ricostruzione moderna a colore della tela. Perso l'originale, ci rimangono delle foto in bianco e nero, non abbiamo una foto a colori, e 2 modelli di Pittoni, una in Svezia, qui a destra. Il disegno di Guardi si basa o sulla pala originale, prima che partisse da Venezia, o riproduce invece uno dei modelli che sono tutti e 2 tali quali alla pala ma a grisai. Pittoni aveva inserito il Santo Papa fra un soldato romano, ecco, un sacerdote romano, ecco, a destra, che ammonisce il santo con un idolo pagano in mano, e un soldato qui che effettua il martirio stesso. Guardi sostituisce il sacerdote qui con una donna che arriva a soccorrere il santo. Elimina le 2 donne piangenti a sinistra in basso e gira i 2 maschi a sinistra. Allora ha molto alterato la pala, dove il santo patrono di Clemens si trova straziato fra i poteri secolare e religioso. È un'iconografia che mette in rilievo che l'arcivescovo tedesco, principe elettore e vescovo della Santa Chiesa Romana, reggeva tutti e 2 i pittori. Allora, la domanda, bisogna pensare che Antonio non capisse il senso del dipinto originale o invece che aveva deciso di rendere quello che si chiama una coppia
creativa o se aveva altre intenzioni in mente, quali erano. Il terzo disegno di Antonio Lamorgan, con questo disegno le domande si moltiplicano. È l'assedio di Padova che faceva parte di un album di quasi 60 disegni che riproducono dei dipinti di Stato in Palazzo Ducale e altrove. Questo dipinto in particolare riprende un ovale di Francesco Bassano inserito qui nel soffitto della sala dello scrutinio, un'opera per la quale abbiamo un bellissimo pastello preparatorio di Bassano. Però il pastello apparteneva alla guardaroba medicea già nel 1676, più di 20 anni prima che nascesse Antonio. E allora per capire il disegno di Antonio bisogna confrontarla con la tela. E questo sembra così un po' complicato, però non è tanto complicato. E vediamo, facendo il paragone fra i due, talmente tanti cambiamenti che ci chiediamo veramente se questa è una coppia. Prima l'ovale diventa un rettangolo, la notte si trasforma in giorno e fra le molte o le tante o quasi tutte le figure cambiate o reinterpretate spicca un soldato eroico veneziano qui, che poi l'ho schiarito qua per vederlo meglio, che invece di arrivare vittoriosamente alla piattaforma d'assedio casca indietro nel disegno. E a destra, adesso in blu, un soldato qui, ecco, che si gira per affrontare un'altra schermaglia alle mura di Padova. Questa coppia è consciamente e appositamente imprecisa, ma Antonio era un coppista fedele, come abbiamo visto con le due Vertù e con la riproduzione del quadro di Paris Bordone, adesso in mostra al Palazzo Ducale. Per le mie proposte su come si possono interpretare le strategie di Antonio, vi invito a leggere il saggio in Artibus et Historia di giugno. Però ricordiamoci sempre di Pierre Menard, la cui coppia di Chisciotte, leggendo bene Borges, risponde al concetto che un testo acquista significati diversi in epoche diverse, o come suggerisce Eliot, il presente segue il passato in quanto il passato è alterato dal presente. L'argomento delle coppie esercita ormai un enorme fascino per gli storici dell'arte e qui ho fatto un elenco di pubblicazioni che sono venute fuori, è un campo ormai vasto. Lasciando a parte la storiografia considerevole del 6 e 700 sul tema, vari colloqui e convegni si sono svolti ultimamente con una ricca bibliografia al seguito. E faccio notare il catalogo dell'importante mostra newyorkese dell'88, Creative Copies, cioè sto seguendo da su in giù. L'anno dopo, nell'89, è uscito un volume di ben 13 saggi presentati a Washington col titolo Retaining the Original. Meno di 20 anni dopo, a Roma si sono tenute delle giornate di studio attorno al tema la coppia connoisseurship, che poi è uscito come un volume di 17 saggi a cura di Carla Mazzarelli nel 2010 e la Mazzarelli stesso ha pubblicato un libro per conto suo, un 18, Dipingere in coppia. Nel 2015 un altro tipo di libro è uscito su un tema collegato, L'apparenza inganna, pittori falsari, ed è uscito da Brill nello stesso anno, Making Copies in European Art. Sempre in quello stesso anno, Ugo Bozzi ha pubblicato più di 30 saggi in un bellissimo tomo, originali, repliche, coppie, eccetera, e a Firenze l'anno prossimo, in gennaio,
The Medici Archive Project presenta un cosiddetto workshop intitolato The Art of Copying in Early Modern Europe. Non parliamo poi di vari interventi, saggi tantissimi, sulle repliche di Tiziano e di Caravaggio. Figuratevi Caravaggio, ogni giorno c'è un altro saggio su una replica di Caravaggio e così via. Allora, Giambattista Tiepolo, lui non era un copista come con Gian Antonio, il cognato che non sarebbe mai entrato come copista nella nuova Accademia delle Belle Arti senza l'appoggio del presidente cognato Tiepolo, il quale Tiepolo aveva la mente pittorica più fertile, più creativa e più fantasiosa dell'epoca. Eppure, arrivando quasi alla bella età di 50 anni e oltre, nel periodo della sua fama internazionale, ha fatto delle copie di 3 dipinti di Paolo Veronese. Sappiamo che 2 di queste tele appartenevano a Francesco Algherotti, un erudito internazionale che ha vinto la sua fama con questo trattato in mezzo su Isaac Newton, 1737, e Algherotti che guadagna solo in questi ultimi decenni l'attenzione che si merita. Quando io ero studente devo dire che molti studiosi non prendevano Algherotti seriamente, forse perché ha scritto moltissimo, però Algherotti bisogna leggere Algherotti per imparare tante cose. Le 2 copie di Tiepolo nella collezione algherottiana sono elencate nell'inventario di Francesco pubblicato dopo la sua morte. Ed ecco, questa è proprio la pubblicazione. Convito in casa del fariseo con la Madonna, la Maddalena, eccetera, coppia bellissima. E poi il Ratto di Europa, coppia mirabile. Una cosa è certa allora, questi non sono falsi, sono coppie. Guardiamo un momento l'inventario di Algherotti, che elenca, a parte i quadri, i disegni, la ben fornita biblioteca che aveva raccolto attraverso dei decenni di studio e dei suoi moltissimi viaggi. Qui a sinistra è la prima pagina della biblioteca con A e qui è l'ultima con la Z. 21 pagine folte, con in mezzo, che ho inserito in mezzo, la pagina che riporta le opere complete di Filippo Baldinucci. Gli scritti di Algherotti citano continuamente degli autori latini, italiani, francesi, inglesi e mettono in evidenza, secondo me, che conosceva bene i suoi libri. Da quello che ho potuto verificare, però, lui non ripete delle frasi della famosa lettera scritta dall'erudito storiografo Baldinucci al marchese Vincenzo Caponi nel 1681, una lettera ormai che anche questo, come Algherotti, viene studiata da tanti storici dell'arte. Ma la materia di quella lettera, scritta a Caponi, sta comunque alla base dei pensieri di Algherotti una volta che diventa nel 1942 un agente di Heinrich Brühl, ministro di Augusto III di Bologna, per creargli una galleria reale di Dresda. Nella lettera a Caponi, Baldinucci parla di 4 argomenti principali, ma mi limito a citare dei brani sulla questione delle coppie e perché le coppie servono. Come base, lo storiografo comincia spiegando che gli antichi le facevano le coppie, e aggiunge che il dipinto di San Luca della Madonna e Bambino è conosciuto in tutto il mondo per le tante riproduzioni dell'originale. Poi prosegue. Le coppie sono necessarissime per le pitture annesse alle muraglie, cioè gli affreschi, ed è pure necessario che vi sia un modo da rendere possibile, a beneficio degli studiosi, la peraltro impossibile comunicazione per tutto il mondo
e a ogni persona di sì doti esemplari, il che non può farsi se non con le buone copie. Poi continua. Inoltre, tengasi per certo che molte opere movibili oppure sono state mandate in paesi diversi, dove nelle più rinomate gallerie dei grandi sono state chiuse. Ed anche in questi casi io dico che le copie delle buone pitture furono sempre e saranno alle arti nostre necessarissime. Allora, guardiamo queste 3 copie di Tiepolo. Sappiamo molto della storia del Ratto d'Europa, la prima copia a sinistra. Algarotti comprò l'originale a destra, cioè ormai considerata bottega di Veronese, per Augusto tramite il fratello Bonomo, cioè il fratello di Algarotti. Prima di spedirla alla corte di Dresda, inoltrò l'acquaforte di Lefebvre nel 1682 per dare un'idea dell'insieme. Tiepolo avrà fatto la copia per la fine di ottobre di quell'anno, 1743, quando il fratello Bonomo si incaricava della spedizione. La versione di Tiepolo è fedele e originale, sì o no? Cominciamo con i no. La replica è più piccola, all'incirca di un quarto dell'originale, sia in altezza che in larghezza. Secondo me è molto importante precisare le misure delle copie perché non è una serie, cioè ogni copia ha una diversa dimensione, non è un trio di copie che lui ha fatto. L'opera di Tiepolo a sinistra è un lavoro da cavalletto, piuttosto che un grande quadro di storia, come invece è la tela di Veronese lasciata in eredità allo Stato veneziano nel 1713, adesso in Palazzo Ducale. La copia di Tiepolo annulla i 2 animali a destra e a sinistra e inserisce in alto a destra un nuovo amorino per sottolineare l'aspetto lascivo della versione italiana di Giovanni Andrea dell'Anguillare del 1584 della Metamorfosi ovidiana, creando così un asse, un accento diagonale, perché la versione italiana è molto più lunga e molto più specifica su quello che in inglese si chiama the foreplay of il toro con la principessa. Ma la coppia segue l'originale se applichiamo alle 2 immagini, tanto facile oggi con Photoshop, un reticolo e 2 linee diagonali incrociate. Troviamo che la maggior parte dei piccoli riquadri che risultano sulle 2 tele si corrispondono. E così rintraccio 3 di queste qui. Allora, prima di andare avanti bisogna ricordarsi che le 2 tele sono di 2 dimensioni diverse e questo è importante. Ma bisogna anche pensare che forse le mie immagini non sono complete, ma vengono dai musei e ho controllato, secondo loro queste sono le immagini complete. Se scontiamo queste esclusioni, la coppia è quasi precisa con delle variazioni o chiamiamole correzioni da parte di Giambattista, come le correzioni, se vogliamo, di Grieg a Mozart. Possiamo definire la riproduzione un lavoro ripensato, rianimato e senz'altro prodotto con qualche meccanismo, come suggerisco qui con questa immagine nel testo di Ludovico Cigoli. La seconda copia, il ritrovamento di Mosei, non faceva parte della raccolta Algarotti. Era verosimilmente la tela comprata nel 1771 col nome Benedetto Cagliari dal terzo Earl of Bute. Fu brevemente attribuito a Tiepolo in un catalogo di vendita
del 1822, cioè 50 anni dopo l'acquisto da parte di Booth, ma poi subito fu dato a Sebastiano Ricci e come Ricci fu acquistato dal Museo di Melbourne dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma prima che il quadro partisse da Londra per l'Australia, Antonio Morassi l'ha studiato a Londra e l'ha restituito a Tiepolo, un'attribuzione confermata dagli studi del museo in laboratorio, moltissimi studi pubblicati. Oggi questo quadro accompagna il famoso convito di Antonio Cleopatra che Algarotti fece fare a Tiepolo per Augusto III e la sua Galleria Reale di Dresda. Per anni si credeva che il ritrovamento australiano fosse una specie di insalata mista di motivi e figure prese dalle varie versioni dipinte del racconto veterotestamentario da Veronese e Bottega. Ma una tela con la stessa composizione è apparsa come lotto 115 a Christie's Londra il 7 luglio del 2017 e fu attribuita a Benedetto, il fratello di Paolo. È così, solo per ripetere, credo che sia chiaro, questo a destra è adesso di Benedetto, quello a sinistra adesso di Tiepolo, ma fu chiamato Benedetto alla fine del 700. Questa tela a destra appartiene adesso a una collezione privata inglese non identificata. Non ho mai visto il quadro e il proprietario non mi risponde, malgrado i miei moltissimi tentativi tramite Christie's. E voglio sottolineare questo perché presento stasera un'ipotesi che potrebbe essere confermata o annullata da un esame della tela di Benedetto, ma non mi vuole rispondere, non vuole rispondere a Christie's. Io non metto in dubbio l'attribuzione a Benedetto, ma sono quasi sicuro che il quadro, come lo vediamo oggi, non è integro. Non credo che sia possibile che la bottega di Veronese mandasse fuori un tale dipinto dove manca un paesaggio completo. E queste sono altre versioni, 2 delle quali sono autografe, e dove non esiste lo spazio per far respirare le figure. Tutto è limitato e accorciato. La punta dell'alabarda è tagliata, il nano a destra, dove guarda, insomma niente ha la possibilità di stendersi. E questo il dipinto che Tiepolo vide, o meglio, era così la tela quando Tiepolo la accoppiò, così. Le meraviglie di santo Photoshop ci permettono di nuovo di riproporre una risposta, perché se prendiamo delle strisce orizzontali dal sotto e dal sopra della replica di Tiepolo e le incolliamo alla tela di Benedetto, guadagniamo un paesaggio completo con la punta dell'alabarda e tagliando un segmento verticale della parte destra del dipinto australiano per poi collegarlo al quadro di Benedetto, non solo la vecchia acquista una spalla e il paggio e il cane rientri nel quadro, adesso si capisce a chi volge lo sguardo il nano in primo piano. In più, e qui ho fatto i calcoli, ha aumentato in verticale di 86,3 cm e in larghezza di 68,5 cm. Le dimensioni della tela cinquecentesca di Benedetto arrivano a quelle del quadro stesso di Tiepolo. Giambattista avrà copiato la sua fonte fedelissimamente, preciso, e sulla tela di uguali dimensioni. Il più grande pittore del Settecento veneziano ha ripetuto la sua fonte
esattamente come farà Pierre Menard nei confronti di Cervantes 2 secoli dopo, parola per parola, o qui meglio figura per figura, e bisogna aggiungere albero per albero. Ci sono ovviamente molte altre domande da porre davanti a questa riproduzione, fra le quali per chi fu fatta. Per Algarotti certamente no, il quadro non appare nell'inventario. Direi per un ricco patrizio, date le dimensioni, la tela deve stare in un ambiente nobile, in un grande portico. Ma le mani di Algarotti erano dappertutto. Questa è una specie del network, The World of Francesco Algarotti. Vendeva quadri veneziani all'estero, importava dipinti stranieri a Venezia, teneva un network di rapporti ovunque. E il fratello aveva una ditta di importazione-esportazione. Sarà stato Algarotti il tramite fra Tiepolo e qualche nobile desideroso di un nuovo veronese? Molto importante per capire l'originale e la coppia di Giambattista è una bellissima frase di Algarotti, che lui scrisse in una lettera al noto connoisseur francese Pierre-Jean Mariette il 10 giugno del 1768. Quello che ha Paolo sopra gli altri pittori è che ognuno vorrebbe entrare, per così dire, dentro ai suoi quadri, potervi camminare dentro, vedervi quelle parti che rimangono nascoste all'occhio, quegli ariosi suoi siti, quei grandiosi e ricchi suoi campi, con le meglio intese fabbriche che uno possa immaginare, invitano veramente e con dolce magia chiamano a sé i riguardanti. Per l'erudito Francesco Algarotti, laureato al rinomato Istituto di Scienze dell'Università di Bologna, Poussin, Guido Reni, Correggio e soprattutto il divino Raffaello erano ai vertici dell'arte. E così rimane strano che abbia scritto questa frase su Veronese e che abbia chiesto a Tiepolo di preparargli le due copie, perché sembra che Algarotti equivocasse sull'arte di Paolo e i suoi commenti attraverso gli anni sono assolutamente contraddittori. Nel 1743, quando Tiepolo gli dipinge il ratto di Europa, Algarotti ha paragonato in positivo la pala del martirio di San Giorgio di Veronese a Verona con quella di San Pietro Martire di Tiziano in San Giovanni e Paolo. Nel 1944, l'anno dopo, fa alloggi a quel brio di incertezza di pennello che aveva Paolo e maggior argomento di originalità, ma nello stesso momento, nella stessa lettera, critica la bizzeria in soggetti che non lo comportavano, onde furono talvolta i suoi quadri chiamati belle mascherate. Nella lettera del 61 a Mariette, 2 decenni dopo aver conosciuto i meriti della pala di San Giorgio di Veronese a Verona, scrive questo: le figure in tutta la composizione sono un po' troppo ammassate. Non vi restano quei respiri che ne distacchino bene i differenti gruppi l'uno dall'altro. E nel nudo del santo vi troverebbero molto da dire gli studiosi di anatomia. In questa parte tanto essenziale della pittura fu veramente Paolo difettivo di molto, non meno nel costume e nel decoro con cui deve il pittore trattare il soggetto che prende a rappresentare. Però in questa lettera del 61 a Mariette aggiunge subito: tale la nobiltà e la ricchezza delle sue composizioni, la vita che egli dà alle figure, la leggiadria del pennello, la facilità con cui sono o almeno paiono fatte le sue cose,
e questo è bellissimo, che si debbano sorpassare quei difetti e anche quegli errori che ravvisa nelle sue pitture un occhio addottrinato dall'arte. Algarotti sta parlando di se stesso, questa è una frase non esattamente che viene fuori, cioè dalle lettere di Baldinucci a Capone. Ecco il nocciolo della sua argomentazione, che si debbano sorpassare quei difetti e quegli errori, anche quelli come lui stesso, che hanno un occhio addottrinato dall'arte. Ci sono molti scritti di Algarotti non pubblicati, di quello che si chiamano i pensieri diversi, uno dei quali è il mio quadrumvirato sarebbe nelle scienze Vergilio, Orazio, Cesare e Newton, e nella pittura Raffaello, Tiziano, Correggio e Paolo. Allora è difficile non analizzare questa frase. Se vogliamo paragonare o interpretare la posizione di Veronese con quella di Newton nella struttura della frase, dobbiamo dire che per Algarotti Newton e Paolo ci spiegano come si percepisce la realtà. L'encomio di Algarotti nei riguardi di Paolo del 61 ci porta cronologicamente alla terza coppia, Cristo nella casa di Simone del 62, oggi a Dublino. La storia della prima coppia Europa è la più semplice e diretta delle tre tele. Quello del ritrovamento è la più enigmatica. E le vicende tornano ai due banchetti Torino-Dublino, Torino-Veronesi, Dublino la coppia, sono le più complicate. La coppia di Giambattista arriva a meno di metà dell'altezza e un terzo della larghezza dell'originale. Ma non per questo è difficile ricostruire un racconto attorno al quadro, alla coppia. Perché sappiamo che Tiepolo non ha mai visto l'originale di Paolo, che fu venduto attorno a 1650 dai monaci di Sant'Ignazio e Celso di Verona alla famiglia genovese Spinola. Gli Spinola l'hanno comprato furtivement pour 40.000 livres, sans compter tout ce qu'il fut obligé de donner de belles mains à chaque moine pour gagner le suffrage. Questo è 40 di President Charles de Brosse. Giambattista non ha mai messo piedi in Liguria e neppure Algarotti. Reduci da Parigi, Londra, San Pietroburgo, Berlino, Lipsia, Torino, Venezia, Vienna piuttosto, Algarotti non ha visto il capoluogo ligure. Le sue lettere da Torino del 1741 non accennano a nessuna visita fuori città, e ho guardato le lettere che vivono a Treviso del 41 e proprio ho guardato, cioè almeno quelle che ci sono, non c'è nessuna visita fuori città. Perché allora la coppia del famoso banchetto veronesiano, il primo nei termini cronologici dei diversi banchetti di Paolo, interessava Algarotti? E su che cosa l'amico Tiepoletto avrà basato la sua versione? Prima di individuare la scintilla dietro la decisione di Algarotti e la fonte pittorica di Tiepolo, constatiamo che fra le coppie importanti che precedono la versione tiepolesca ce ne sono al minimo altre 6 importanti e grandi, più 2 disegni in basso di Fragonard, e si attribuisce questo a Rubens, almeno 2 stampe, ma quest'ultimo sono ovviamente a rovescio, in bianco e nero come i disegni. Cioè l'originale era famosissimo nel Settecento. Sentiamo le parole di 3 eminenti viaggiatori francesi all'epoca di Algarotti e Tiepolo, perché i francesi passavano o da Marsiglia a Genova o da Genova a Marsiglia per arrivare a partire dall'Italia.
sempre Charles de Brosse, c'est un des plus célèbres morceaux de ce peintre. Poi Cochin, 10 anni dopo, on y peut encore observer la méthode de ce maître, plus commune et très intelligente, de refléter beaucoup les devants du tableau, cioè il primo piano del quadro. E il terzo è l'Abbé de Saint-Non, 1761, le Palais Marcellino Durazzo, adesso è passato dagli Spinola ai Durazzo, possède en particulier un tableau fameux de Paul Véronèse, qu'on peut regarder assurément comme le chef-d'œuvre de ce grand peintre, et le plus conservé qu'il y a nulle part. Fragonard ha fatto il suo disegno sulla tela di Genova, mentre in compagnia di Saint-Non, che mesi prima di Genova Saint-Non si era fermato a Bologna chez Algarotti, si erano conosciuti. Ma il disegno di Fragonard viene dopo questo incontro e né Algarotti né Tiepolo hanno visto il disegno e non hanno visto l'originale. Francesco era comunque a caccia di copie dei quadri di Paolo già nel 1752, quando scrisse da Potsdam al fratello Bonomo a Venezia: se la copia della Cena di Paolo vi piace ed è a buon prezzo, comperatela, ma non me la spedite, la vedrò a Venezia. Algarotti infatti arriva a casa in meno di un anno, marzo 1753, ma la copia comprata dal fratello era della Cena in casa di Simone, del convento dei Servi, che partì da Venezia come dono a Luigi XIV di Francia nel 1664. Però nel 1762, i secoli sono diversi, adesso siamo di nuovo nel Settecento, Giambattista scrive da Venezia all'amico Francesco a Bologna, e queste sono le sue parole, che aveva già terminato per lui la copia di un'altra cena, chiaramente quello che vediamo elencata nel catalogo algarottiano. La cena in casa di Simone, di Verona Genova, adesso Torino, di Veronese, questo qui, era la più nota fra i banchetti di Veronese. Oltre a questo, la mia risposta su perché Algarotti ne voleva una copia è quello che segue, ed è ancora provvisoria. Tornando a Bologna nel 1760, Francesco ha ritrovato il suo ambiente, vecchi amici come gli eruditi Giampietro e Francesco Maria Zanotti, e si è reinserito nell'ambiente accademico dove decenni prima aveva sperimentato nel campo dell'ottica, che poi l'ha reso famoso. Questa è l'ottica di Isaac Newton. Ha ripreso la conoscenza, questo è importantissimo, della tradizione bolognese di quadratura, che è strettamente connessa alla questione dell'ottica, e ha accumulato, e questo viene fuori dal catalogo, più di 130 disegni in tutto, di Agostino Mitelli, Angelo Michele Colonna, Girolamo Curti il Dentone e Ferdinando Bibiena. In più ha sostenuto 2 pittori più giovani che si specializzavano nelle prospettive, Prospero Pesci e Mauro Tesi. Sappiamo che Tiepolo ha dipinto delle figurine per Algarotti in 2 quadri di Pesci, e Algarotti stesso ha sostenuto la carriera di Tesi, tanto che il biografo di Algarotti, Domenico Michalessi, scrisse dopo la morte di Algarotti nel 70: ma Algarotti prese per compagno dei suoi studi e della sua vita Mauro Tesi, disegnatore diligente, e che sotto un tanto maestro il Tesi divenne poi un eccellente erudito pittore e visse sempre presso il generoso suo mecenato. Algarotti provvide largamente, come si legge nella vita di Esso Tesi, della Felsina Petrice. In sua compagnia andava poi il conte Algarotti in cerca di cose rare e belle, e a lui disegnava, faceva tempi, palazzi, caffè,
archi e proporzioni di prospettive. A questo proposito bisogna risentire un pezzo della frase scritta da Algarotti a Mariette nel 61, con l'immagine della cena di Veronese, ex Verona, poi Genova, adesso Torino. Quello che ha Paolo sopra gli altri pittori sono le meglio intese fabbriche che uno possa immaginare, che chiamano a sé i riguardanti. Questo è un quadro di prospettiva in gran parte. Non solamente i palazzi a destra e a sinistra, ma soprattutto questa loggia imponente a sinistra, che occupa un bel quarto terzo del dipinto e che distingue i poveri qui a sinistra, ai quali Cristo a destra si riferisce nel capitolo 12 del Vangelo secondo Giovanni, quando ribatte Giuda qui, con queste famose parole, non molto simpatiche direi: i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Una frase che contrappone o contrasta la presenza quotidiana dei bisognosi alla morte imminente di Gesù. Ed è in parte, secondo me, la prospettiva, lo scorcio, la loggia che realizza l'attenzione della frase biblica. Qual era la fonte pittorica di Giambattista se lui non ha mai visto questo quadro di Veronese? O per dire meglio, la coppia di Tiepolo segue quale coppia? Sono due i probabili candidati. Una tela di Ricci, adesso a Holyrood House, che è della Royal Trust, non è della Galleria Nazionale di Scozia, e un quadro seicentesco, forse dipinto Carlo Ridolfi, che è in prestito dalla Galleria dell'Accademia al rettorato di Ca' Foscari, e ringrazio qui la magnifica rettrice che mi ha dato il permesso l'altra mattina di andare su nello studio e di guardare questo quadro giù a destra. Secondo me è proprio la coppia qui nel rettorato che è la base di Tiepolo. Prima notiamo che del quadro di Ricci mancano le figure qui e non sono state tagliate. Ho controllato con quelli di Edimburgo e la tela è originale, cioè c'è ancora quello che si chiama la cimosa, adesso non mi ricordo come si dice in inglese, però adesso ho imparato la parola cimosa, per cui qui non c'è un taglio. Manca la testa qui, manca il vaso, che è tanto importante nel quadro, e guardiamo la testa di Maria, ecco, che è diverso qui e dall'originale di Paolo. Se invece guardiamo la tela del rettorato qui, queste differenze non ci sono con la tela di Tiepolo. E vediamo anche le dimensioni, cioè le dimensioni sono quasi uguali, mancano 20 centimetri da questo del 600 a quello di Tiepolo, e qui abbiamo visto l'altra mattina questo bordo che non è una differenza di 20 centimetri, ma almeno di 10-12 centimetri sì, per cui ecco, qui è la tela e qui vedete, questo è un po' tagliato da me, ecco, questo bordo è anche qui della tela del 600. Antonio, guardi, era un copista famosissimo, Tiepolo no. Le sue 3 coppie sono state in gran parte trascurate da noi storici, se non per indagare sul loro aspetto come giochi o per sottolineare il rapporto con Algarotti. Non sono mai state messe in rapporto con la ben saldata tradizione di fare coppie, e su questo indago molto di più nel saggio che vorrei scrivere. Lasciando da parte i falsari, e i nostri 2 pittori non erano falsari, quali sono i possibili motivi per spingere un artista a studiare i suoi antenati?
Sappiamo degli ultimi studi sulla scultura romana, soprattutto da un bellissimo saggio di Anna Anguissola, 2015, che gli scultori dell'impero non copiavano, non riscolpivano una statua greca come una volta si credeva. Certamente non con gli stessi criteri che servivano a un pittore bizantino per ripetere un'icona di un suo predecessore. Rubens giovane non disegnò la battaglia di Anghiari di Leonardo, forse 2 volte, per le medesime ragioni che lo spingevano anni dopo a replicare il Ratto di Europa di Tiziano Madrid, e torneremo un momento a Rubens. Quando nel 1825 l'inglese Edward Henry Landseer doveva rappresentare un episodio di una ballata inglese tardo medievale, è andato a studiare la famosa Caccia ai lupi e ai volpi di Rubens. Ecco la copia di Landseer a sinistra, cioè un modello preciso, quello di Rubens giù, serviva per una commissione precisa. Diversamente, mezzo secolo dopo, il giovane americano Winslow Hober, arrivando a Parigi nel 1867, studiava al Louvre i grandi europei in generale. E un decennio dopo di lui, il compatriota John Singer Sargent, sempre studente a Parigi, lasciò Parigi ai consigli dei professori francesi per andare a Madrid per fare delle copie delle pitture spagnola. E queste 2 tele hanno la stessa misura. E oggi fra le mie foto volevo farvi vedere che Sargent c'entra anche con Tiepolo, perché a New York c'è un bellissimo acquarello di John Singer Sargent fatto sul soffitto di Palazzo Clerici a Milano. Malgrado le sue dichiarazioni al contrario, Grieg cambiò la parte del primo pianista della sonata di Mozart. Nella quinta misura, dove è scritto piano, anche se poi questo non è autografo di Mozart, ci sono motivi storici per dire un piano, lui invece lo rende forte e mezzo forte per il secondo pianista. Giù, nella terza, dove le corde si enfatizzano, lui aggiunge un La bemolle, una nota qui che non appare altrimenti, anzi la corda presenta una lieve modulazione. Johannes Brahms disse che per riarrangiare una composizione di un altro bisognava sapere non solo quello che si poteva tagliare, ma anche quello che era possibile inserire o aggiungere. Tiepolo certo aveva le incombenze dei suoi committenti e si sentiva responsabile a fare il fedele, ma non sempre nei particolari come abbiamo visto, soprattutto per i 2 dipinti per Algarotti. Nella cena, in casa di Simone per Verona, Veronese introdusse una figura esotica. Tiepolo la sostituisce con una testa adornata di piume, un indiano americano, altrettanto esotica all'epoca. Chiamiamolo una modulazione alla Grieg. Le possibili spiegazioni sono diverse. Cristo predica al mondo intero, cioè anche ai pagani. Questa spiegazione sarebbe, non so se conoscete questa parola molto moderna americana, sarebbe molto woke. E woke conoscete la parola woke, che viene da awake, è un gergo. Questo è molto woke. Cioè risponde alle ingiustizie nella società e cerca di evitare i pregiudizi. Poi non credo che proprio questo sia la ragione di Tiepolo. Forse era solo un suo scherzetto. Ed è possibile che le piume rappresentano la sua firma, data che 10 anni prima aveva inserito una principessa indiana nelle affreschi di Würzburg, un'aggiunta che sarebbe moltissimo piaciuta al raffinato amico Francesco Algarotti
per il quale il dipinto fu fatto. Fermiamoci un momento per considerare un'ironia storica. Guardando queste sei immagini, guardando il passato con il senno di poi, pensando alle attribuzioni moderne, ci accorgiamo che Tiepolo non studiò un originale di Paolo per nessuna delle tre coppie. L'Europa segue un lavoro di bottega, il ritrovamento riprende una tela di Benedetto e la cena fu indubbiamente basata su una coppia. Certo, Tiepolo dava per scontato che le prime due fossero autografe. Mettiamo questa situazione in confronto con quella del cognato Antonio, un copista affermato e di professione. Comunque nei disegni ha cambiato tutto. Avrà visto Ricchi e Tintoretto nella chiesa della Madonna dell'Orto, senz'altro conosceva la stampa di Piazzetta, avrà studiato dal vero la palla e i modelli di Pittoni e certo conosceva l'assedio di Padova e di Bassano in Palazzo Ducale. Però ogni disegno cambia radicalmente la fonte. Tiepolo rispose alla tradizione pittorica veneziana in modo palesemente contraddittorio ai tre disegni del cognato. Arriviamo, per arrivare fra un po' alla conclusione, a due riflessioni importanti: la pennellata di Tiepolo e la domanda su perché alla sua età era disposto a preparare queste repliche. Con dei particolari della cena in casa di Simone da Dublino, che la curatrice lì al museo mi ha gentilmente fornito, faccio notare le diversità delle pennellate. Certe pennellate ricche, pastose e fluide, sulla sinistra due particolari, e altre invece asciutte con dei particolari neppure modellata a destra. Soprattutto guardiamo queste teste qua. Invece sul Rato di Europa di 20 anni prima le pennellate sono coerentemente applicate. E qui cito le parole di chi ha restaurato questo dipinto con lo stesso spirito tipico di Tiepolo, quello che fu chiamato nel Settecento il coraggioso pennello del Tiepoletto. E chi l'ha restaurato, queste sono le parole di Michael Gallagher, che è direttore del Dipartimento del Restauro al Metropolitan Museum di New York, però che ha restaurato questo quadro ad Edimburgo nel 2002. Allora bisogna ricordare che nel 1762 Tiepolo aveva più assistenti, fra i quali i due figli Gian Domenico e Lorenzo. La seconda domanda: perché Tiepolo si assumeva questi tre incarichi quando era già famoso e indaffarato a tale punto che spesso non riusciva a soddisfare le scadenze contrattuali? L'amicizia con Algarotti spiega parzialmente due quadri della sua collezione, ma non soddisfa, secondo me, perché una richiesta non è un comando. Giambattista voleva replicare il suo ben ammirato Paolo per seguire il suo pennello di quello di Paolo, con i suoi stessi colori e per ricorrere alle tonalità e ai chiaroscuri di Veronese. E questo credo che sia molto certo, soprattutto dalle analisi del quadro di Melbourne, dal laboratorio di Melbourne. Tiepolo studiava il famoso colorito che è alla base della pittura veneziana, e su questo aspetto, ma non su Tiepolo e Veronese, c'è un interessantissimo saggio di Donatella Sparti del 2008. Tiepolo ha fatto esattamente come aveva fatto Rubens, l'unico altro grande pittore europeo affermato, per quanto mi risulta, che abbia copiato all'età matura di 50 anni. Tiepolo ha fatto solamente 3 repliche di Veronese, Rubens ne ha dipinte, forse non sappiamo esattamente, 30 di Tiziano. Allora,
Qual è lo scopo di una riproduzione? Copiare, replicare, emulare, riprodurre, riproporre, adattare, forse anche superare. Certamente rispondere al passato, ma allora fedelmente o per rivisitare il passato, rivitalizzare il passato o per rinvigorirlo. Nel caso di Tiepolo, per rispondere al committente e anche, credo, per studiare. Quando si parla delle coppie, le complicazioni o le rughe storiche, come dico io, di come, quando e perché vengono fatte, non abbiano regole che tengono. Decide il copista stesso come sarà la replica. Potrebbe essere una versione identica all'originale, come Quixote di Pierre Menard, parola per parola e riga per riga, ma poi il copista deve lavorare come Pierre Menard, deve per forza lavorare con sottigliezze. Grazie. Se ci sono delle domande, questo è un lavoro in corso e come ho detto ci sono delle risposte provvisorie e devo ancora vedere le 3 coppie. Non credo che arriverò in Melbourne, ma quello di Dublino e l'altro senz'altro lo vedo l'anno prossimo. Comunque se ci sono delle domande. Ci devono essere delle domande. Non è un argomento chiuso. Cioè io quando ho iniziato lo studio dei disegni di Gian Antonio Guardi, più di un anno fa, e ho cominciato a leggere la bibliografia sulle coppie, mi sono per un momento molto spaventato, moltissimo spaventato. Però le 3 coppie di Gian Antonio, questi 3 disegni sono 3, sono umili se vogliamo. Gian Antonio non è famoso, mi sembrava durante la prima parte di Covid un gioco lavorare con questi 3 disegni. Quando poi ho deciso di affrontare le 3 coppie di Tiepolo la cosa diventa più complicata e chiaramente come dicevo alla fine, come abbiamo detto l'altro pomeriggio, c'è l'esempio di Rubens. Nessuno mette in ridicolo Rubens per le sue coppie, però le 3 coppie di Tiepolo nessuno le vuole prendere in considerazione. Non so perché infatti io dicevo a Valentina l'altro pomeriggio, c'è, la posso nominare, Svetlana Alpers, che dice sul libro su Rubens che Rubens si è messo all'età di 5 anni di studiare Tiziano come uno studente. E questo l'ho letto e poi ho capito che è completamente sbagliato, perché chi studia a 50 anni non è più studente. L'occhio di Rubens a 50 anni non era più un occhio da studente, nessun maestro l'ha messo a studiare, il suo pennello non era lo stesso pennello che aveva all'inizio del Seicento, e lo stesso con Tiepolo, perché ovviamente per motivi di amicizia si mette a lavorare per e con Algarotti. Però questo di Melbourne, perché ha fatto questo quadro tale quale a quello di Benedetto Cagliari? Enorme, io non l'ho mai visto, però è enorme. E allora, domande. Prima di domande o non prima, volevo solo aggiungere qui, se interessa a qualcuno, questi 2 saggi che ho citato di Anna Anguissola su The Relationship Between Greek and Roman Sculpture e poi Donatella Sparti, coppie dipinte dell'educazione artistica seicentesca in Italia, in questo libro di saggi francesi di 2008. Sono saggi veramente interessantissimi per lo studio delle coppie, eccetera.
Domanda? Niente. No, intanto grazie Bill, perché insomma è una conferenza ricchissima e lavori in corso, magari ce ne fossero così tanti di lavori in corso come questo. Io sono rimasta molto intrigata dalla questione della differenza di dimensioni, cioè del rapporto tra l'originale e poi appunto la copia rispetto alle dimensioni, e mi sono chiesta da cosa potesse dipendere, cioè perché appunto in un caso abbiamo una copia tale e quale anche nelle dimensioni e in un altro caso abbiamo il passaggio da dipinto monumentale a dipinto da cavalletto. Per esempio, è che se guardiamo indietro, se andiamo indietro, non so dove sia, vediamo, le copie da Veronese, ecco, stiamo per arrivare, ecco, le copie dell'originale di Veronese adesso a Torino, almeno 4 di queste copie sono tali quali alla dimensione di Veronese. A Genova hanno fatto una copia e stranamente, adesso non mi ricordo quali di questi questo, forse questo, no, non mi ricordo, ma comunque uno è a Modena, da un francese che si è spostato in Italia, adesso non mi ricordo come si chiami, però a Modena, è la stessa misura del quadro di Veronese, anche una a Genova, che poi quando la tela originale di Veronese arrivò a Genova, un altro ha fatto una copia tale quale di misura per Genova, e poi, per rispondere bene alla tua domanda, non saprei. Io trovo la vicinanza della coppia qui in rettorato e la coppia di Tiepolo a Dublino molto affascinante, perché manca, cioè 24 centimetri, credo che siano 9 inches, qualcosa di 10 inches nelle nostre misure, che sarebbe così, cioè è poco. E allora, e poi c'è questo bordo che abbiamo visto l'altra mattina, e tagli quel bordo e Tiepolo ha quasi copiato. E poi abbiamo visto con John Singer Sargent e il seguace di Velázquez. Cioè, il perché, cioè, credo anche lì ogni copista avrà il suo perché chiaramente fare una copia della stessa misura richiede una certa bravura, soprattutto se è un grande quadro. Ecco, e poi qual è lo scopo della copia? Studio è veramente lavorare il pennello. E i motivi sono tantissimi. Ecco la storia di Palma Giovane, no? Che ha studiato il Tiziano lì ai Gesù. Ecco, sì, cosa può... Beh, prima di tutto complimenti per la qualità e la raffinatezza di questa tua conferenza. Bill, hai superato te stesso, ma anche Fulvio si complimenta con te. Io volevo dire una cosa: dallo studio degli inventari, migliaia di inventari per il progetto sul collezionismo, sono pieni di copie. E non c'è una vergogna della copia, No. ecco, assolutamente. Cioè, vengono dichiarate, qualche volta si usa la parola replica, cioè diversi sinonimi per intendere un'opera derivata da un'altra. E i motivi sono tanti, tantissimi. Si copia come esercizio. Ecco, quindi gli artisti giovani, e sa benissimo Valentina per i suoi garzoni, erano addestrati a copiare. Perché un artista ha fermato copia?
ha affermato si fa le copie. Quello è un discorso diverso, perché ha una committenza che vuole completare un ciclo, perché gli manca un pezzo, cioè un quadro specifico, cioè sono tantissimi, ed è un tema che appunto ha iniziato a interessare gli studi, e credo che sia bene continuare con tutti i rischi dei punti di domanda. Ecco. Infatti, cioè, il problema è di fare generalizzazioni. Ecco, infatti la lettera di Baldinucci a Caponi, cioè su questa, diciamo, questi 4 argomenti, l'ultimo è sulle coppie, lui dice queste cose, cioè ecco, la parola, le opere movibili. Ecco, perdiamo le opere movibili. E trovo questa frase bellissima, perché cioè, il mercato la compra, Augusto III che compra questa tela del ratto d'Europa, parte dall'Italia. Questa tela del ratto dell'Europa, sappiamo tramite Algarotti, apparteneva prima al Gran Principe Ferdinando di Toscana, che l'ha comprato qui a Venezia durante uno dei suoi viaggi a Carnevale. Poi il quadro lo donò al suo amante, un famosissimo soprano, Vittorio Tarquini, che l'ha portato da Firenze qui a Venezia. L'ha venduto a un antiquario, Algarotti lo chiama brocanteur, Legrenzi. Ecco, ho cercato questo Legrenzi, non è impossibile trovarlo. Ho trovato la sorella, perché la tela fu lasciata da Legrenzi alla sorella Teresa Ballena Legrenzi. E ho trovato il suo testamento, ma non ha nessun'opera. Lei vende il quadro a Bonomo. Bonomo scrive a Algarotti, che Algarotti stava a Vienna, che lui ha trovato un quadro di Veronese stupendo. Non dice qual è l'argomento, ma quando Francesco arriva a Venezia trova questa tela che poi piglia da Bonomo e lo vende a Augusto III di Dresda. E poi chiaramente vuole la coppia, lui, per la sua galleria, perché l'opera è movibile. E questa bellissima opera di Veronese lascia l'Italia e non lo vediamo più. E allora, però, Tiepolo ha questo scherzo, aggiunge un amorino, toglie 2 animali, è molto più si dice in sintonia con la versione dell'Anguillara, non con la versione latina di Ovidio. Ecco. Questo sì. Buonasera, avrei una domanda puntuale sulla collocazione del quadro di Veronese nel convento dei Servi. Quando Tiepolo lo osservò nel Settecento, sappiamo in quale ambiente del convento si trovava, e mi chiedevo se da queste visite ripetute di Tiepolo nel convento o in altri palazzi privati che visito per realizzare queste copie non siano state in alcuni casi occasioni di nuove commesse. Cioè il fatto di far venire... Non ho capito esattamente, però Tiepolo, se ho capito, nel Settecento, cioè lui non poteva vedere il quadro a Verona, questo lei ha capito questo, vero? Perché è già partito da Verona 100 anni prima, o forse non mi sono spiegato. No, ecco, c'era una copia dell'originale di Veronese a Verona, credo che ci sia ancora, io non l'ho visto. Cioè è vero che Tiepolo poteva vedere la coppia di Veronese a Verona, perché l'originale fu già a Genova. Il motivo per cui io scelgo la coppia qui adesso a Venezia, prima perché
è qui a Venezia. Questo non ci dà niente di provenienza, però è di... Ecco. E poi anche per le dimensioni delle due tele. Da quello che so io, seguendo diciamo, la vita di Tiepolo, non ha mai visto Genova, per cui lui non poteva vedere l'originale di Veronese, che è passato dalla famiglia Spinola, per una parte laterale, alla famiglia Durazzo. Ecco. E cioè se non ha visto l'originale a Genova e non l'ha visto a Verona, allora o ha visto una coppia a Verona o ha visto la coppia che è qui adesso in rettorato, che appartiene alla galleria dell'Accademia, che di solito è in deposito. Non so se... Sono qui. Qui? Sì, scusi. A parte i ringraziamenti che sono d'obbligo per questo meraviglioso intervento, volevo fare una piccolissima osservazione, magari banale, No. però sempre relativamente a questa problematica del differente formato. Cosa lei pensa riguardo la possibilità che questa differenza sia oggettivamente, banalmente, dipenda banalmente da una differenza destinazione d'uso della copia, cioè che la riduzione di formato vada a abbellire una raccolta anche in senso proprio quasi enciclopedico rispetto all'avere nella propria casa delle testimonianze del passato, della pittura del passato, mentre cioè, questa cosa mi sembra molto interessante proprio in relazione al ritrovamento di Mosè per queste mancanze. Non dico che la copia di Tiepolo possa essere andata a supplire, questo no, però in un qualche modo mi sembra che forse lì c'è proprio una analoga destinazione d'uso o comunque un analogo contesto dove i due dipinti, cioè quello da cui proveniva l'originale o comunque in realtà la copia di un originale e la copia di Tiepolo, e il fatto che quella copia non sia ricompresa nell'inventario di Algarotti e quindi ovviamente dipenda da una committenza diversa, potrebbe anche dipendere dall'uso che poi questo committente fa della... Devo dire che guardando il catalogo di Algarotti, ecco, e per questo ho precisato che la copia del Ratto di Europa è un quadro da cavalletto, non è un quadro di storia. E guardando le misure di tutti i quadri catalogati nella collezione Algarotti, adesso non mi ricordo quanti quadri ne aveva, pochi sono grandi. Non era un palazzo da nobile. Lui aveva una collezione da mercante, cioè suo fratello era un mercante. Cioè la collezione si chiama collezione Algarotti, ma era una collezione dei due fratelli, cioè appartenevano ai due fratelli. Il catalogo viene fuori pagato dal fratello, Bonomo. E come dice lei, per il ritrovamento di Mosè, quello di Melbourne, e devo dire che io l'ho detto, cioè sono andato con il mio PowerPoint a Michael Gallagher del Metropolitan Museum facendo vedere i miei giochi Photoshop, perché loro nel dipartimento di restauro fanno tanti di questi giochi di Photoshop, però a base di scienza, veramente a base della tela, e cioè, mi ha fatto vedere delle cose strepitose per come lavorano, e cioè, loro veramente sanno usare Photoshop. Io sono un niente in confronto ai giochi che fanno loro. Quando gli ho fatto vedere quello che ho fatto con il ritrovamento di Mosè, che era, cioè, mi palpitava il cuore, lui mi ha guardato e ha detto: Eureka, l'hai risolto. Questo veramente, cioè, si vede da questo, quello che rimane della tela di Benedetto è un pezzo, è stato tagliato per stare chissà dove,
perché non è possibile non avere la punta dell'alabarda, non è possibile. Devo dire che, e per questo mi dispiace molto che non sono in contatto con il proprietario, perché sarebbe molto facile chiedere a lui, lei, ma fu tagliata la tela? Poi se mi smentisce che la tela non è mai stata tagliata, chiaramente la mia ipotesi casca a pezzi. Però non si può guardare quella tela senza vedere un veronese tagliato. Ecco, no, questo non so se risponde un po' a... Cioè la collocazione del quadro, cioè chi l'ha comprato, chi lo voleva, chi l'ha commissionato, della coppia, come dice Stéphane Mason, per tanti motivi e per tanti usi. Ecco, cioè Rubens voleva le coppie per se stesso. Lui li portava a casa da Madrid a Anversa e sembra che lui voleva uno studio di coppie per se stesso e anche un mondo di Tiziano. E come dicevo, lui all'inizio della sua carriera, da quello che capisco, studiava Tiziano come studiava tutti quanti. Solo a Madrid che ha cominciato a copiarlo, e mentre era a Madrid facendo una missione diplomatica, cioè non aveva neanche se uno legge le lettere di Rubens all'epoca, 1628-29, le sue lettere sono piene di politica, non c'è niente sull'arte, cioè le lettere che sopravvivono, non c'è niente sull'arte, solo la politica che faceva da tramite fra le Fiandre e la Spagna. Però in 6 mesi ha fatto forse 30, almeno 25 coppie da Tiziano, cioè una furia. Buonasera professore, e grazie mille innanzitutto. Allora, io volevo fare una domanda più sulla figura di Francesco Algarotti che su quella di Tiepolo, perché se è vero che Tiepolo non è stato un falsario, ecco, Francesco Algarotti in alcune sue lettere dimostra di essere, diciamo, molto cosciente del mercato artistico, tanto che in una lettera se non mi sbaglio, dell'aprile del 1760 chiedeva a Tiepolo di ritoccare un bozzetto della cena che aveva acquistato. E inoltre, se non sbaglio, questo lo scriveva Christensen intorno alla fine degli anni 90, il ritrovamento di Mosè, diciamo, di Edimburgo passò come opera di Benedetto Cagliari, quando però Tiepolo era ancora vivo. Quindi, in definitiva, alla luce un po' del mercato artistico veneziano del Settecento e anche alla figura, io penso, di Joseph Smith, che aveva chiesto a Sebastiano Ricci delle opere, ecco, di Veronese per poi venderle sotto nome di Veronese, mi chiedevo se appunto anche Algarotti potesse avere, come dire, delle intenzioni simili. Grazie. Prima cosa abbiamo un esperto su Algarotti qui, Paolo Pastres, che ha pubblicato diversi saggi su Veronese, per cui lui può anche rispondere. Io direi, rispondendo alla citazione della lettera di Algarotti e al saggio di Keith Christensen, che secondo me Keith ha completamente sbagliato. Cioè, voglio dire, uno usa la parola false, è una parola pericolosa. Ecco, quando Pagliago, che io ho solo cominciato a leggere le sue lettere, il suo libro, i falsari erano un'altra categoria dai copisti, e non bisogna mischiare i copisti con i falsari. E secondo me, cioè in inglese abbiamo il termine, non so in italiano come si dice, Keith was too clever by half, cioè è andato oltre furbizia, oltre, cioè clever, e ha sbagliato. Per la lettera di Algarotti, quando lui dice possiamo far passare, no, cosa dice? Possiamo far passare questo come un originale,
ma scherzava, io non do, cioè non darei, cioè non ci posso, cioè nel suo catalogo si chiama una coppia mirabile, cioè è stampato. Lui non pensava di far passare, era un suo gioco. Lui voleva anche, se non mi sbaglio, fare molto l'intellettuale con Dresda, e allora cercava di vendersi a Bruhl e Augusto. C'è bisogno leggere le lettere di Algarotti, quando in autunno del 42 lui viene invitato da Bruhl a questo palazzo di caccia di Hubertsburg, e finalmente qualcuno lo prende in servizio. Finalmente. Lui non aveva una preparazione artistica veramente, cioè lui era tutto buttato sulle scienze. L'idea di fare il consulente artistico per un re e entrare con la borsa reale di Augusto III a comprare i quadri, allora era tutto un gioco per lui, secondo me, cioè un gioco interessante perché aveva un bel cervello e secondo me conosceva bene la letteratura a proposito, ma non credo per niente che lui cercasse di fare dei falsi. E Keith Christensen, che ammiro molto ed è molto intelligente, ma siccome scrive un bellissimo inglese dove si incanta anche lui, ecco, secondo me questo uso della parola false, dove Tiepolo ha fatto false, adesso non mi ricordo esattamente il titolo del saggio, non regge, almeno da come io vedo la situazione. Però ha fatto una buona domanda, perché bisogna rispondere a queste cose in quello che scrivo, cioè nel lavoro che sto facendo, sì. Grazie, mi sono sentito chiamato in causa e innanzitutto anch'io mi unisco a tutti i complimenti che sono stati fatti, che sono ampiamente doverosi, ma sono perfettamente d'accordo su quanto è stato appena detto. Francesco Algarotti fa il mercante, forse la parola più corretta è intermediario, e lo fa in modo estremamente onesto. Per Dresda in particolare, anche perché era molto controllata, cioè era sottoposto a tutta una serie di controlli che per fortuna ci sono ancora documentati, che insomma non gli permettevano di fare, ma anche proprio come comportamento personale. Ci sono ad esempio i rapporti con citato Giampiero Zanotti a Bologna, in questi stessi anni 43-44, lui voleva acquistare opere bolognesi, l'altro insomma gli risponde che sono difficili da trovare, quelle che cercava Algarotti comunque costano troppo, eccetera eccetera, e gli propone senza tanti giri di parole opere diciamo di minore valore, che però potrebbero essere fatte passare, e lì, nonostante l'amicizia tra i due, anche fonde una complicità intellettuale, Algarotti lascia cadere il discorso e non se ne fa nulla. Ecco, tanto per dire. Poi riprendendo quanto si diceva prima, effettivamente Algarotti ha una complessità nel suo pensiero che ogni tanto diventa anche contraddittorietà. Io penso che certe cose appaiano a noi contraddittorie, ma forse non lo erano nella mente di Algarotti, ma forse anche c'era effettivamente. In fondo Algarotti sceglie come suo nome tutelare, come suo punto di riferimento ideale Orazio, e come Orazio, lui stesso lo dice, lavora di lima continuamente e riscrive opere. Del saggio sopra la pittura ci sono 3 versioni molto diverse tra loro, in cui rivede le proprie idee e non ha alcuna remora, insomma non si vergogna di qualche volta rivedere le proprie posizioni, quindi è abbastanza libero. Poi dopo tutto questo è stato interpretato forse in modo
meno corretto, ecco. Sì, infatti sono d'accordo con te Paolo, direi, prima cosa Algarotti era grafomone, cioè non sapeva non scrivere, cioè scriveva, pubblicava, e attraverso un arco di tempo di 30 anni chi non si contraddice? Cioè, voglio dire, cioè, i critici dell'arte, gli storici dell'arte non cambiano idea, cioè, mi sembra giusto cambiare idea se maturi un'idea. Per cui poi, siccome cambia idea e siccome scrive su ogni argomento del mondo, ecco, dicevo, quando io ero studente tutti lo davano come superficiale. Io mi ricordo che a un certo punto io volevo studiare Algarotti, poi mi sono ritirato perché ho pensato se tutti gli italiani dicono che è superficiale, che è la loro lingua, e allora io non lo studio. E solo adesso tramite Tiepolo, poi con i tuoi scritti, poi altri, molti hanno scritto, ci sono anche la canadese, adesso mi ricordo Smale, non so neanche pronunciare il suo nome, e molti convegni, colloqui su Algarotti, è moltissimo studiato, e in tutti i campi, la scienza, cioè lui ha studiato a questo rinomato istituto di Bologna, famosissimo. Poi, da quello che capisco, gli storici della scienza, no, tu mi correggi Paolo, cioè, rispettano i suoi esperimenti dell'ottica negli anni 30. Cioè, nessuno dice era uno superficiale come giovane scienziato. Poi tutti gli scienziati del momento lo stimavano, viaggiava con questo famoso matematico, l'astronomo, doveva andare in Lapponia, e poi non l'ha fatto, eccetera. Per cui credo che è una figura molto complessa e bisogna non minimizzare la sua importanza. Una piccolissima domanda. Diceva che il ritrovamento di Mosè prima è passato all'asta come Benedetto Cagliari sulla fine del Settecento. The Third Earl of Bute nel 1771 ha comprato una tela, il ritrovamento di Mosè, delle misure della tela attuale a Melbourne, che era chiamato Benedetto Cagliari. Non sappiamo, per dire la verità, se la tela del 1771 e quella di oggi sia la stessa tela, perché non abbiamo, ecco. Sappiamo che quella tela del 1771 fu però, in un catalogo di 1822, chiamato per 3 mesi Tiepolo, subito cambiato a Sebastiano Ricci. Ed è rimasto Sebastiano Ricci per dei decenni, sparito, riapparso, eccetera, e fu venduto a Australia come Ricci. E la presenza di Antonio Morassi, cioè lui ha cambiato, e io non l'ho visto. Devo dire che ho scritto non solo al proprietario della tela tagliata di Benedetto, ma ho scritto anche a chi fa i restauri di Melbourne, e all'inizio lui mi ha risposto in positivo e mi ha mandato del materiale. Quando ha capito che io volevo fare uno studio su questo, lui così, buttando, che lui spera di scrivere di più sulla tela, e ha tagliato la comunicazione. E ho avuto questa bellissima immagine della tela di Melbourne, non tramite lui, che devo dire i musei sono per la maggior parte, quando sanno che sei serio, sono generosi. Ho avuto questa bellissima foto da una fonte che non dovrei rivelare, comunque però da un'amica che ha avuto questa foto, eccetera, bla 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 bla, e me l'ha passato. E per cui Melbourne non è stato di grande aiuto. Per questo ho detto che la tela di Melbourne, tutta la storia, è ancora enigmatico, perché non ho visto la tela di Benedetto
e si è tagliata, e non ho visto il ritrovamento di Melbourne. Per cui ricreare questa storia mancano dei tasselli e non credo che avrò mai questi pezzi che mancano. Che se la gente non vuole collaborare. Sono altre domande? Bill, grazie infinitamente per questo momento insieme, per questa magnifica conferenza. Io ringrazio anche tutti voi per essere stati presenti e ci vediamo al prossimo appuntamento.